Che rapporto c'era fra un bambino di 5 anni che non vede più sua madre fino a quando è ormai giovane? Io sono convinto che qui ci ha lasciato un'ombra, o perlomeno noi vediamo un'ombra, perché sua madre è rimasta, il papà di Canova, Pietro Canova, muore quando il bambino aveva 4 anni. L'anno dopo la madre si risposa, torna nel suo paese natale che è Crespano, noi diciamo oggi Crespano, Possagno, insomma sono 5 chilometri, sì, però in mezzo c'è il Lastego, che è un torrente molto profondo, una gola praticamente che scende dal Grappa e va verso la pianura veneta, e non c'è il ponte, perché il ponte viene costruito appunto morto Canova, e quindi non si andava a Crespano, si faceva un giro lungo, e la madre si risposa e non porta, perché così diceva il codice di famiglia veneziano, lui nasce sotto la Repubblica di Venezia, il bambino Antonio Canova resta a Possagno con il nonno Pasino, è lui che lo abitua a scolpire, perché Pacino si scrive, ma con la S veneta si pronuncia, Pasino Canova, è lui che gli insegna a scolpire, a scalpellare la pietra. Noi sappiamo che, almeno dalle notizie che abbiamo finora, rivedrà sua madre a 18 anni. Che rapporto c'era fra un bambino di 5 anni che non vede più sua madre fino a quando è ormai giovane? Non lo sappiamo.